2019 si è chiuso con una sorta di luce ed ombre, chiamiamola così. Luci dettate dal fatto della capacità e della voglia delle imprese in ogni caso di riuscire a mantenere un livello di competizione, soprattutto un livello di attività e quindi di investimenti per quel che riguarda l'innovazione nei processi produttivi sicuramente importante. Questo è un dato, un aspetto positivo, perché vuol dire che da parte dell'imprenditore c'è ancora voglia di scommettere sulla propria attività e sulla propria impresa. Le ombre dovute al fatto dell'incertezza dei mercati, dovute al fatto delle difficoltà legate ad un mercato globale che diventa sempre più aggressivo, rispetto al quale bisogna essere pronti con risposte celeri, competenti, preparate, proprio per dare risposte a quelle che sono le nuove esigenze e le nuove necessità del mercato. Per questo nuovo anno le attività del distretto sono legate principalmente a tutte quelle iniziative, quelle opportunità che il tema dell'internazionalizzazione sostenuta anche con finanziamenti pubblici può essere presentato e portato avanti a servizio delle nostre imprese. Devo dire da questo punto di vista che il rinnovo del contratto, della collaborazione che abbiamo con Verona Fiere ci aiuta molto da questo punto di vista e ci permetterà, attraverso attività, attraverso focus sui nuovi paesi, sui nuovi mercati, attraverso attività di incoming di operatori esteri, ma soprattutto anche di missioni verso paesi emergenti, offrirà l'opportunità alle nostre imprese, offrirà l'opportunità al distretto di Verona di presentarsi al mondo, ma soprattutto di presentare al mondo quelle che sono sempre state le eccellenze che lo caratterizzano. Quando parlo di eccellenze mi riferisco alla capacità produttiva, alla capacità di innovazione, alla capacità di trasformazione del marmo e della pietra naturale.